Operazione Mosaico 2, droghe e armi tra Favara e il Belgio, 3 arresti e 26 indagati. Il Movimento 5 Stelle designa la senatrice Floridia, concorrerà il 23 luglio alle primarie, sfiderà Chinnici per il PD, Fava leader del Movimento 100 Passi. Ad Aragona nuovi assessori e giuramento dei consiglieri. Agrigento ospita il congresso regionale dell'Andi, Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Al via oggi con il programma Stasera Uvenni Ravilla in piazza Marconi, organizzato dai portatori. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del Blitz Mosaico 2, droghe e armi tra Favara e il Belgio, 3 arresti e 26 indagati. Vediamo. 3 arresti, un obbligo di dimora e 26 avvisi di garanzia sono i numeri dell'operazione Mosaico 2 eseguita ieri all'alba dalla squadra mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi tra Favara, Canicattì e Agrigento. Il GIP del Tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli ha accolto parzialmente la richiesta avanzata dalla Procura e ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Gerlando Russotto, 32 anni di Favara, Stefano Di Maria, 30 anni di Favara, Luigi Deriu, 37 anni di Favara. Il primo è noto perché già coinvolto e condannato in primo grado a 6 anni di reclusione proprio nel processo scaturito dall'inchiesta Mosaico, così come Di Maria era stato arrestato e assolto poi in maniera definitiva nella maxi operazione antimafia Montagna. 26 sono in tutto gli indagati. Obbligo di dimora invece per Antonino Sortino. L'indagine cristallizzata tra il 2018 e il 2021 ipotizza un traffico di sostanze stupefacenti e di armi, principalmente a Favara, e rappresenta la naturale prosecuzione dell'ormai nota inchiesta Mosaico che fece luce su una lunga scia di sangue tra la Sicilia e il Belgio. L'attività degli agenti della squadra mobile ha portato alla luce un altro segmento investigativo grazie a pedinamenti e intercettazioni disposte proprio nell'ambito dell'operazione Mosaico. Tra loro volti noti e conosciuti alle forze dell'ordine come Alessandro Puntorno, già indagato in varie operazioni antidroga e arrestato nel 2011 al porto di Genova con 1 chilo di cocaina, e ancora Ignazio Sicilia, coinvolto in passato nell'operazione antimafia San Calogero, e anche Filippo Russotto e Vincenzo Lattuca, rispettivamente ex fidanzato e fratello di Jessica, la ragazza scomparsa misteriosamente da Favara nell'estate 2018. Scrive il GIP nel suo provvedimento. Il presente procedimento è conseguenza diretta di una più ampia attività di indagine svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, direzione distrettuale antimafia, avente ad oggetto alcuni omicidi ed altre condotte delittuose, tra cui il traffico internazionale di sostanze stupefacenti dal Belgio a Favara, condotte estorsive poste in essere nei confronti degli acquirenti della sostanza stupefacente, resisi inadempienti al pagamento del relativo prezzo, condotte di acquisto per la successiva commercializzazione di sostanza stupefacente nella provincia di Agrigento, detenzione di armi, commesse tra l'Italia e il Regno del Belgio, indagini avviate a seguito di un omicidio e un tentato omicidio commessi proprio a Liegi in data 14 settembre 2016 nei confronti di 2 cittadini italiani, Mario Iachelic e Maurizio Di Stefano, originari entrambi dell'Agrigentino. Le indagini preliminari, coordinate a livello internazionale, hanno consentito di ricostruire l'evoluzione e le condotte di un gruppo criminale dedito al traffico internazionale di stupefacenti e altri reati tipici della criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, seppure con alcune peculiarità territoriali. Le indagini si sono concretizzate soprattutto nella predisposizione di attività tecnica di intercettazione che, oltre a fornire riscontri in merito agli omicidi e tentati omicidi contestati, ha permesso di accertare l'esistenza di un possibile traffico illecito di sostanze stupefacenti sia a livello internazionale che soprattutto locale. Sotto quest'ultimo profilo si è accertata l'esistenza di una illecita attività nel campo degli stupefacenti grazie al contenuto inequivocabile delle numerose conversazioni telefoniche. Dopo la rinuncia di Cancelleri, il Movimento 5 Stelle designa Barbara Floridia, candidata alle primarie del 23 luglio, come candidato aspirante governatore della Sicilia. Barbara Floridia è senatrice, ha 45 anni, è di Messina, laureata in lettere moderne con 110 lode e docente. È stata eletta nel 2018 e da marzo 2021 è parte del governo Draghi come sottosegretaria all'istruzione. Alle primarie sfiderà Caterina Chinnici, candidata del Partito Democratico, e Claudio Fava, leader del Movimento 100 Passi ed ex presidente della Commissione regionale antimafia.
Ad Aragona il sindaco Giuseppe Pendolino in giunta nomina il più volte primo cittadino di Comitini Nino Contino ed il Consiglio Comunale per la prima volta elegge presidente una donna, Stefania Di Giacomo. Arturo Cantella. Si è svolto ieri presso il comune di Aragona la cerimonia di giuramento del riconfermato sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino, avviandosi così al suo secondo mandato di sindacatura. Insieme al sindaco Pendolino hanno anche giurato i neoassessori eletti nella sua giunta e sono Alfonso Miccichè, Antonio Contino, Renata Miccichè e Raymond Chiara. Le deleghe assessorali saranno assegnate dal sindaco Pendolino tra qualche giorno. Quindi la presentazione dei consiglieri eletti nella lista Peppe Pendolino sindaco e sono Stefania Di Giacomo Pepe, Angelo Galluzzo, Alfonso Miccichè, Francesco Maria Monreale, Lucia Salamone, Mariella Sardo, Gioacchino Volpe, mentre per la lista Dino Buscemi sindaco sono lo stesso consigliere Dino Buscemi, Giuseppe Parello, Giuseppe Attardo e Rosalia Gaziano. In serata si è svolto anche il primo consiglio comunale di Aragona, che ha visto l'elezione di Stefania Di Giacomo Pepe, eletta presidente del Consiglio Comunale aragonese, ed è la prima volta che succede a Aragona di avere un presidente donna come Consiglio Comunale. Il vicepresidente è stato eletto Giuseppe Attardo. Sì, oggi abbiamo avuto l'insediamento della Giunta alle ore 17 con Raimondo Chiara, Nino Contino, Renata Miccichè, Alfonso Miccichè, 4 persone qualificate che daranno sostegno a questa amministrazione e sono convinto di fare un gran lavoro e di svolgerlo al meglio. Oggi c'è stata pure la prima adunanza del Consiglio Comunale. Voglio complimentare con tutti i consiglieri di maggioranza per la compostezza che hanno avuto e la serietà che hanno dimostrato nel votare il Presidente del Consiglio, nel votare il Vicepresidente del Consiglio all'unanimità, anche se voglio pensare che il Vicepresidente del Consiglio per statuto va alla minoranza, noi abbiamo preferito seguire la scelta proprio della minoranza e non andare in ordine sparso. Sono anche soddisfatto dell'intervento fatto dall'opposizione, perché io ho lanciato un messaggio di distinzione, un messaggio di collaborazione, perché noi non vogliamo essere dietro gli steccati, arroccarci solo sulle nostre posizioni, vogliamo essere aperti a tutte le proposizioni, a tutte le indicazioni che possono essere utili per il miglioramento della cittadina e il vivere bene dei nostri cittadini. Dopo 3 legislature di sindaco e dopo aver attraversato un percorso politico di consigliere e di assessore, devo dire che oggi mi sono di nuovo riemozionato a giurare per intraprendere di nuovo un percorso politico che per me è quasi nuovo, è un percorso direi anche dovuto nel rispetto della cittadinanza di Aragona, che mi ha sempre accolto, mi ha sempre sostenuto ed incoraggiato. Io ritengo di poter dare tanto per questa comunità e di essere di grande aiuto al sindaco, a Peppe Pendolino. Tengo molto alla valorizzazione del territorio, tendo molto alla promozione, tendo molto agli eventi di cultura, di spettacolo, quindi penso di dare un grande aiuto almeno sotto questo aspetto per la crescita culturale e sociale del territorio e della comunità aragonese. Oggi per me è una giornata molto importante, molto emozionante e spero di onorare il giuramento prestato e di poter prestare il miglior servizio di qualità ai cittadini e a tutta l'amministrazione. Oggi ho giurato come assessore per il Comune di Aragona, è stata una grande emozione, sappiamo che la responsabilità è sicuramente alta e dovremo portare avanti quelli che sono stati i progetti promessi, sicuramente lo faremo con determinazione, sono sicura di riuscirci, abbiamo una bellissima squadra, un ottimo team e sono certa che questo ci consentirà di migliorare Aragona e di metterci al servizio degli aragonesi. Sarà una giunta molto organizzata, molto pronta ad elaborare e programmare tutti gli interventi che nel programma del sindaco Pendolino sono stati ricavati.
Io porto una esperienza di 40 anni nell'ambiente comune, sono stato dirigente di questo comune per tanti anni, conosco dunque la macchina, conosco l'assetto che ha, conosco i dipendenti, per cui avrò il ruolo di gestire al meglio e portare a termine quelle che sono le prerogative di questa giunta. L'auspicio è che possa questa giunta, questa amministrazione lavorare in maniera serena e che l'auspicio di tutti diventi una realtà. Primo presidente donna al Consiglio Comunale di Aragona. Quali i suoi auspici? Sì, assolutamente. In primis vorrei che questa consigliatura, oltre che fosse ricordata per questo, fosse ricordata per una consigliatura matura dal punto di vista del confronto politico e sociale all'interno appunto di questa assise. Come ho detto nel mio intervento, la mia linea direttrice sarà la totale imparzialità tra le due compagini, la compagine della maggioranza e della minoranza. Nessuno dovrà sentirsi escluso nel poter espletare al meglio quello che è il proprio mandato, ossia il potere di indirizzo e di controllo, per cui oggi appunto siamo stati chiamati a prestare giuramento dinanzi ai nostri concittadini. Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, recependo le lamentele dei commercianti della via Atenea, ha modificato gli orari di accesso alla zona a traffico limitato in via Atenea. Dunque da lunedì prossimo 4 luglio fino al 30 settembre tutti i giorni tranne domeniche e festivi, semaforo rosso dalle 9:30 e fino alle 13:30, poi dalle 16:30 alle ore 2. Domenica e festivi divieto di accesso dalle 10:30 alle 12:30, dalle 17 alle 2. Se le ordinanze del sindaco e in generale i provvedimenti dell'amministrazione comunale fossero frutto di confronto e di concertazione con le categorie interessate, in particolare con le attività produttive, si eviterebbero disagi e danni. Così il capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, accoglie la decisione del sindaco Miccichè di modificare gli orari di accesso alla ZTL in via Atenea, come più volte sollecitato e argomentato dallo stesso Gramaglia, che ribadisce: se solo si peccasse meno di presunzione e si ascoltasse più chi rappresenta istituzionalmente le esigenze dei cittadini, magari si farebbero meno figuracce, si perderebbe molto meno tempo e non si danneggerebbero commercianti, residenti e utenti. Tutto si può fare quando c'è un principio di educazione e di confronto, e questo è quello che è emerso, anche quello che io auspicavo in campagna elettorale potesse emergere. E Federico Basile ha accolto questa istanza, questa mia volontà, e indubbiamente è stata anche una condizione di mettere a proprio agio gli animi, perché discutere in piena franchezza sicuramente è la cosa più bella e opportuna che tra persone civili si possa effettuare. Abbiamo parlato di tante cose e in maniera anche autorevole, perché ognuno di noi esprime una parte della società, c'è chi mette in campo la politica, c'è chi mette in campo i valori sociali. Questo è stato in modo genuino anche, io dico, di grande apertura di Federico Basile, che dovrà scrollarsi di una zavorra che lo appesantisce, e sicuramente questo gli farà spiccare il volo, perché lui è in grado di spiccare il volo e di poter fare spiccare il volo anche alla città di Messina. I messinesi hanno bisogno di evidenza e non di oltraggio, e soprattutto nemmeno di cattive parole o di cattive azioni, perché tutto deve essere collaborativo, tutto deve essere sinergico, e la città deve portarsi in avanti in un senso futuristico, tecnologico, digitalizzato, e soprattutto deve portare contributo a quelle che sono le opere più importanti che la città si aspetta e che merita. Il cartello sociale della provincia di Agrigento, ovvero l'ufficio del lavoro della diocesi, CGIL, CISL, UIL, Legapcoop Sicilia, Coordinamento Agrigento Trapani e Conf Cooperative Agrigento hanno organizzato martedì prossimo 5 luglio alle ore 10 un presidio annaro in contrada Gibesi sui terreni confiscati alla mafia e affidati alla cooperativa Rosario Livatino, appena bersaglio di 2 attentati incendiari
domiciliari alle proprie coltivazioni. I promotori affermano: invitiamo i cittadini di Naro, le associazioni, le forze pubbliche e le istituzioni a unirsi per manifestare ancora una volta solidarietà ai soci e ai lavoratori della cooperativa Rosario Livatino e per dire che il percorso di sviluppo nel segno della legalità intrapreso dalla cooperativa è fortemente sostenuto da chi combatte ogni giorno per una Sicilia dei diritti, solidale e libera dal giogo mafioso. Campagna antincendio 2022. Stipulata convenzione tra Protezione Civile, Corpo Forestale e Vigili del Fuoco. L'intervista al direttore del Dipartimento Protezione Civile regionale, Bruno Manfrè. Vediamo. Sicuramente favoriti anche da queste temperature elevate, da questo clima particolarmente torrido, non ci possiamo aspettare nulla di buono. Sappiamo che sono momenti in cui ci si approfitta di queste situazioni per poter appiccare incendi, perché normalmente sono sempre incendi dolosi. Quindi la cosa che si deve fare è aumentare l'attività di prevenzione e pattugliamento sul territorio per cercare di contrastare questi fenomeni e migliorare, come noi abbiamo fatto, la sinergia fra le strutture preposte allo spegnimento, Corpo Forestale e Vigili del Fuoco, e il nostro supporto come Dipartimento di Protezione Civile che diamo con le nostre squadre dei volontari nelle attività sia di pattugliamento che di spegnimento. La Protezione Civile fa un grande lavoro ed ha bisogno di uomini, mezzi e servono anche le risorse. Da questo punto di vista la Sicilia come è messa? Noi abbiamo già consegnato oltre 113 mezzi lo scorso anno per l'attività antincendio, ulteriori mezzi li abbiamo consegnati adesso, ne abbiamo dati 50 anzi al Corpo Forestale, ulteriori mezzi per l'attività di spegnimento, quindi diciamo che le risorse che sono state messe in campo ovviamente più ce ne sono meglio è, ma quello che noi abbiamo lo stiamo cercando di ottimizzare al massimo e di renderlo operativo su tutto il territorio regionale, non soltanto sulla provincia di Messina. Nel quartiere Sperone di Palermo un ascensore precipita dal terzo piano con 3 persone dentro. Il bilancio dell'incidente è di 3 feriti, il racconto di un'inquilina. Vediamo. Niente, eravamo a casa, ad un tratto abbiamo sentito un botto, ma proprio non lo so descrivere, da paura. Siamo usciti nel davanzale e c'erano queste persone che urlavano. Mio marito con forza ha aperto le bussole e le persone praticamente erano tutte ferite. Li abbiamo presi, io ho aiutato anche io, sono in gravidanza, ma non me ne sono resa conto perché erano proprio in uno stato di shock. Quindi li abbiamo usciti dall'ascensore e li abbiamo distesi a terra perché avevano le gambe proprio inutilizzabili. Quindi in gravi condizioni? Sì, in gravi condizioni tutti e 3. Però che io le davo a parlare per tenerli svegli, gli ho dato acqua, però si vedevano, erano pure pallidi, si vedevano che stavano male. Ma questo ascensore aveva avuto problemi? Veramente qualche volta, ma non del genere, di un tipo di manutenzione, però poi alla fine non è mai successo una cosa del genere. Loro abitano qui, li conosce bene? Sì, benissimo, abitano al quinto piano, sono proprio delle persone dolcissime, non disturbano, cioè venivano da lavorare, quindi io stavo andando a fare la spesa e c'è stato un borto proprio che mi è tremata la casa praticamente, abbiamo visto tutta una nebbia di fumo. Sono marito, moglie? Marito, moglie e la sorella della moglie. Lo sentite adesso, sa come stanno in ospedale? No, ho sentito il figlio, ancora non gli danno notizie, perché la signora, praticamente la zia, era un po' più grave di tutti. Questo fine settimana Agrigento ospita il congresso regionale dell'ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, una manifestazione che porta nella città dei templi medici e odontoiatri di tutta la Sicilia che si confrontano su punti fermi e nuove prospettive. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Un'importante iniziativa oggi dell'ANDI, Dipartimento Regione Sicilia, un congresso regionale che si svolge qui
ad Agrigento, che vede appunto Agrigento al centro di tanti medici odontoiatri specialisti confrontarsi sulle nuove tematiche, sui nuovi sviluppi, i nuovi metodi insomma, di curare. Questo è il primo evento che fa il Dipartimento regionale dell'associazione di categoria dopo il Covid ed è un evento che ha raccolto come partecipazione un grande successo con la presenza del Presidente nazionale delle università siciliane, con l'albo professionale, l'ordine professionale con la CAO nazionale e dell'ENPAM, dove ci sono tanti protagonisti che si ritrovano qui ad Agrigento per un evento di valenza regionale e nazionale. Oggi un'interessante iniziativa qui ad Agrigento, avete scelto proprio Agrigento, perché Presidente? Perché la Sicilia, per quanto riguarda il nostro movimento, la nostra associazione, è veramente un luogo fondamentale, sono tantissimi colleghi iscritti all'associazione, in Sicilia ci sono sedi universitarie, c'è cultura che si produce e c'è un movimento in generale positivo per quanto riguarda l'odontoiatria italiana che abbiamo voluto celebrare con la nostra presenza. Punti fermi e nuove prospettive, e questo è il leitmotiv dei 2 giorni che si terrà. Sono tante le novità nel nostro settore che stiamo cercando di diffondere naturalmente a tutti quanti i livelli, in particolare c'è tutto il sistema del digitale che sta creando sempre maggiori possibilità di intervento e sempre più precise a favore della popolazione, del cittadino paziente. Insieme a questo però ci sono tanti altri passaggi che noi stiamo portando avanti anche in termini di sostenibilità della spesa odontoiatrica, con iniziative di sanità integrativa gestite direttamente dalla categoria, con opportunità di volontariato che si rivolgono alle popolazioni più fragili, e su questo abbiamo come associazione lavorato tanto e in Sicilia ci sono tanti esempi positivi. Ecco, è importante, si ritorna diciamo, a vivere di presenza dopo la pausa del Covid, e come medici odontoiatri come avete vissuto questo triste momento? Ma come medici odontoiatri noi ci siamo sicuramente portati avanti in termini, come sempre peraltro, in termini di attenzione al rischio biologico, chimico e infettivo, quindi siamo stati capaci di produrre iniziative di prevenzione e di procedure interne dello studio che hanno protetto i pazienti in primis, ma anche tutti noi e il personale di studio. Per quanto riguarda il periodo è un periodo difficile da tanti punti di vista. Un punto fermo qual è? È quello che bisogna che il paziente continui a fare prevenzione odontoiatrica, perché il vero problema del Covid, oltre a quello che ha creato per quanto riguarda l'odontoiatria, è che molti non sono più andati dal dentista e oggi le patologie sono aggravate e questo comporta maggiori costi e maggiori difficoltà. Presidente, ecco, quali sono le nuove frontiere dell'odontoiatria, un po' non solo in Italia ma anche in Europa? Ecco, su quale linee guida diciamo, svilupperete le nuove dinamiche, insomma, i nuovi interventi? Ci sono tantissime diciamo, tecniche. Sì, ci sono molte tecniche che riguardano soprattutto tecniche adesive, che sono tecniche che poi vengono utilizzate tramite modelli digitali, ma in particolare noi vogliamo ribadire l'importanza della prevenzione sempre più mirata, sempre più specifica, sempre più personalizzata, e questo è il vero tema oggi per rendere sostenibile l'odontoiatria a tutta la popolazione. Un convegno nazionale qui ad Agrigento dove voi siete presenti come ente mutualistico dei medici, ma in generale anche dei dentisti. Ecco, verso che tipo di previdenza si va? Noi stiamo cercando di mantenere i privilegi che, come la politica definisce le pensioni dei medici, i privilegi che abbiamo avuto. Il privilegio si tratta semplicemente di questo, che possiamo utilizzare i soldi che versiamo per pagare le pensioni senza che ci siano delle trattenute o delle cose particolari. Siamo indipendenti dal PIL, siamo indipendenti da tutto, basiamo tutto sul nostro reddito e quindi siamo autonomi da questo punto di vista. Ci battiamo per la nostra autonomia, per poter dare pensioni sempre più alte, con contributi sempre più bassi, anche se c'è un momento di crisi notevole e dobbiamo aiutare i giovani con il patrimonio che abbiamo messo da parte, che è di circa 25 miliardi di euro, e dobbiamo investirlo nei giovani iscritti agli ordini dei medici e degli odontoiatri in maniera che possano lavorare meglio e più velocemente possibile.
l'impatto col Covid come è stato come ente previdenziale anche nei confronti della categoria stessa? L'impatto col Covid, noi abbiamo utilizzato circa 180 milioni di euro per sostenere il reddito dei liberi professionisti che non potevano lavorare in quel periodo. Abbiamo utilizzato una parte del rendimento del nostro patrimonio per sostenere anche i superstiti, gli orfani dei colleghi che sono morti per il Covid. Abbiamo aiutato tutti con circa 200 milioni di euro. Questi 200 milioni di euro si paragonano ai 24 milioni di euro che lo Stato ha messo a disposizione dei nostri iscritti. Quindi la nostra autonomia è sempre importante, dobbiamo mantenerla sempre di più per poter aiutare anche in questo caso. Il welfare dei professionisti è una cosa seria, nel senso che fino a poco tempo fa, fino a 10 anni fa, i professionisti erano abbastanza autonomi singolarmente, potevano permettersi 2 o 3 mesi di non lavoro per malattia o per altre cose, adesso non possono più e quindi c'è bisogno di un sostegno di collegiale di categoria serio e l'ENPAM è l'ente giusto per fare queste cose. Noi come ordine ovviamente abbiamo come punto fermo quello della deontologia e del rapporto corretto col paziente. Questo ho sottolineato io in quest'ambito, ci rivediamo dopo un po' di anni, ovviamente dopo la pandemia, e ci rivediamo in presenza per questo bellissimo congresso organizzato da Andi Sicilia e dobbiamo quindi ripartire appunto dai punti fermi della professione. Per uscire da un periodo in cui non abbiamo visto molto di frequente i nostri pazienti, che è quello del lockdown iniziale, e un periodo successivo in cui comunque abbiamo subito una certa crisi come professione odontoiatrica, per ripartire dobbiamo ripartire dai punti fermi che sono appunto il rapporto corretto tra medico odontoiatra e paziente e quindi la valorizzazione degli aspetti deontologici, quindi libertà da parte del paziente di poter scegliere il proprio dentista e non essere influenzato da fattori esterni come la pubblicità o certe società di capitale, e libertà da parte del dentista, questo è importantissimo, di poter condurre una diagnosi e una terapia in piena autonomia. Questi sono i valori dai quali partiamo e quindi punti fermi ai quali fa riferimento anche il titolo di questo bellissimo congresso di Andi Sicilia. Si riparte dopo la pausa Covid che ci ha un po' disorientati e messo apparentemente fuori gioco. Oggi abbiamo scommesso sulla ripartenza e devo dire che per l'affluenza di pubblico, per l'interesse che ha suscitato l'argomento, per l'interesse suscitato dalla presenza di relatori di livello, oserei dire, internazionale, finalmente Andi Sicilia riparte con i congressi regionali. Questo è il primo appuntamento appunto dopo la pausa obbligata del Covid e devo dire che il successo sta agli occhi di tutti. Un ringraziamento particolare da questa Camera la do agli organizzatori di Andi Agrigento, ai responsabili e all'esecutivo di Andi Agrigento. Non fosse per loro forse oggi non staremmo qui a festeggiare la ripresa dei congressi regionali Andi Sicilia. Ecco, brevemente, come si è vissuta la pausa del Covid, di 2 anni intensi, il Covid che ancora non molla nel vostro settore? Infatti si è vissuto in modo molto critico, però con grande responsabilità. La professione è stata sempre a disposizione dell'utenza, anche nel periodo del lockdown abbiamo garantito l'assistenza ai cittadini e avevamo l'obbligo, oltre che istituzionale, anche morale, di garantire l'assistenza ai cittadini in caso di necessità e per appunto non caricare le strutture pubbliche di persone che magari non avevano il codice e rischiavano, andando in una struttura pubblica, di prenderlo. Quindi il ringraziamento va a tutti gli odontoiatri che si sono realmente messi a disposizione in quel periodo senza crearsi il problema di venire contagiati, adottando chiaramente tutte le precauzioni indicate dal Ministero della Salute, tant'è vero che statisticamente il posto dove si è preso meno Covid, tra virgolette, sono proprio gli studi odontoiatrici, quindi va in ringraziamento a tutta la professione odontoiatrica siciliana nonché nazionale. Parliamo adesso del progetto Ti abbiamo a cuore, consegnati dalla SEUS 301 defibrillatori in luoghi pubblici della Sicilia. Vediamo.
Si chiude il progetto Ti abbiamo a cuore, un progetto che è stato finanziato e fortemente voluto dal Ministero della Salute e dall'assessorato regionale alla salute, e il progetto è stato affidato alla SEUS, che ha avuto appunto il compito e ha raggiunto l'obiettivo di distribuire 301 defibrillatori in tutta la Sicilia, e oggi, con il piacere di consegnare il defibrillatore alla comunità di Castrofilippo, rientrando questo comune tra i comuni per cui sussistono i presupposti della consegna, in quanto non vi è una postazione ed è una attrezzatura che può essere utilissima per il primo soccorso della comunità. Ringrazio il Presidente Marchetta, ringrazio il 118. Questi progetti che nascono dal Ministero sono dei progetti finalizzati al territorio, specialmente nei piccoli comuni dove non c'è la possibilità di intervenire con una base del 118. Questo grazie, e speriamo che questi progetti continuino. Noi siamo sempre pronti ad accogliere tutte queste cose. Come diceva anche il Presidente, faremo dei corsi di formazione per la protezione civile, per gli impiegati comunali e per tutti coloro che potranno intervenire nel momento in cui c'è bisogno. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Il Lions Club Valle dei Templi dona il Lions una Club targa Agrigento Valle dei al Templi, Parco presieduto dalla professoressa Arturo Maria Cantella. Assunta Iacona, anche quest'anno nell'ambito dell'attività del service, impegno sociale, persone fragili e progettualità, ha donato alla Valle dei Templi di Agrigento una targa braille per i non vedenti che descrive la Corà dell'antica Acragas. La cerimonia di consegna e di scopertura del cursore si è svolta giorni fa presso l'importante sito archeologico alla presenza delle autorità civili e lionistiche. Si è concluso così nel modo migliore un anno sociale presieduto dalla presidenta Susi Iacona, che ha visto il Lions Club Agrigento Valle dei Templi protagonista di iniziative di grandissimo impatto sul nostro territorio. Insomma, è un piacere scoprire questa targa che intanto, come diceva la professoressa Iacona, è un discorso di inclusione. Noi teniamo molto come parco, come museo, all'abbattimento delle barriere architettoniche, all'ampliamento anche dell'accessibilità cognitiva, e avere una tabella con i caratteri in braille che illustrino le caratteristiche di questo scenario, che è quello del Tempio Romano, che è quello del Buloterion, mi sembra un fatto assolutamente ragguardevole, per il quale possiamo essere solo grati ai Lions. Grazie sicuramente al Parco Ecologico nella persona del dottore Scerrata che lo dirige, nella persona di Maria Concetta Parello, ma anche nella sua persona che oggi ci accoglie in questo posto straordinario, testimone di una storia veramente antica, le radici di Agrigento. Noi oggi qua siamo per posizionare, appunto per donare questa targa a tutti coloro che ne vogliono fruire, e in particolare alle persone, insomma, che hanno un problema alla vista, perché è giusto, proprio per il principio di inclusività e in nome di quel principio dell'abbattimento delle barriere architettoniche, fare in modo che tutti, a prescindere dalle proprie diversità, possano fruire delle nostre bellezze. Io sono orgogliosa oggi di essere qua, perché ancora una volta andiamo a rivalutare quello che il nostro territorio offre in termini di storia, in termini di turismo, in termini di ricchezza, di cultura. Cioè noi ci troviamo in un luogo che in maniera straordinaria oggi, già girandoci verso questa Corà, ci riporta indietro nella storia, dicendoci chi siamo. In fondo la Corà era il luogo degli incontri, dove si sviluppava l'economia, dove si sviluppava la filosofia, la cultura, la civiltà. Ecco, oggi quest'Humanitas noi cerchiamo di recuperarla anche facendo un'azione di questo tipo, e siamo orgogliosi di essere stati accolti dal parco, perché vogliamo comunque continuare a farlo negli anni, cercare di individuare via via i siti che possano essere validi per poter donare ancora una volta altre targhe. Riapre al pubblico la Villa Romana di Realmonte, non solo area archeologica ma anche sede di eventi. Vediamo. Siamo qui per presentare l'evento Risveglio di Persefone, che quest'anno ha il suo 4º anno della realizzazione, che ancora una volta vede la partecipazione e il patrocinio del Comune di Realmonte, ma anche del Parco Archeologico. L'evento quest'anno sarà pieno di sorprese, abbiamo
coinvolto gli artisti e i professionisti migliori del territorio, perché poi il fine è proprio quello di promuovere il territorio e quello che offre, e soprattutto sarà una grande celebrazione alla bellezza di questa costa e quest'angolo di Realmonte che è appunto Punta Grande. Sarà un evento che avrà nel suo calderone tanti momenti che vanno dall'incontro con il mito, anche con la meditazione, ma non mancheranno i momenti scientifici quali la spiegazione delle parti geologiche ma anche della macchia mediterranea con la sua bellezza unica e anche il suo odore particolare appunto di Punta Grande. Sono iniziative che abbiamo pensato e abbiamo già sostenuto lo scorso anno che tendono a valorizzare un'area meravigliosa che è quella della Villa Romana a Punta Grande, per la quale area abbiamo sostenuto già dei progetti di restauro e di valorizzazione, e quest'anno con il risveglio di domenica iniziamo le attività culturali all'interno di quest'area. Noi apriremo l'area alla visita su prenotazione con il nostro concessionario Copicultura, ci sarà la possibilità di visitare i mosaici e a breve inizierà il cantiere di restauro e ci sarà la possibilità di fare la visita a cantiere aperto. Nello stesso tempo abbiamo organizzato delle manifestazioni culturali in un calendario che renderemo pubblico nei prossimi giorni. Quest'estate ci sarà teatro nell'area deputata e destinata alle attività culturali qui a Punta Grande, ci sarà la possibilità di una visita al tramonto che si concluderà con un aperitivo dove saranno presentati i prodotti di Odorosi, questo per valorizzare l'area e per far conoscere le attività culturali del Parco Valle dei Templi e per rilanciare un sito che ha bisogno di essere rilanciato, ma che ha dentro di sé delle qualità derivanti dalla grandezza dei suoi mosaici, dalle strutture e dall'abitazione della villa stessa, oltre che un contesto paesaggistico meraviglioso, ha quelle qualità che saranno apprezzate dai turisti e visitatori che Il risveglio di Persefone è un'attività proposta che viene fatta da diversi anni sul territorio di Realmonte, quindi il Comune non poteva che immediatamente patrocinare questa meravigliosa iniziativa. Il mito delle stagioni, Persefone, il suo risveglio a Realmonte, la città della Scala dei Turchi. Noi abbiamo detto più volte che siamo in direzione della bellezza e questa ne è la prova, questa come tante attività che stiamo programmando e che abbiamo già programmato. Quindi Realmonte, città della Scala dei Turchi, città della cultura e della bellezza. La riserva naturale di Torre Salsa tra Siculiana e Montallegro è una delle mete più apprezzate dai turisti. Vediamo. In continua crescita i fruitori della riserva naturale orientata di Torre Salsa, gestita dal WWF, che si trova nei pressi di Siculiana e Montallegro nella provincia di Agrigento. Lo fa sapere il direttore della riserva Alessandro Salemi, che nonostante il Covid siamo passati da 30.000 fruitori del 2019 a 40.000 nel 2020 e 44.000 nel 2021. Quest'anno ne prevediamo addirittura qualche migliaio in più, sperando di arrivare a oltre 50.000 presenze. Dopo il periodo Covid, diciamo che in primavera già abbiamo iniziato le nostre attività didattiche. Il mese di maggio è stato un mese molto intenso, abbiamo cercato di valorizzare la fauna locale, soprattutto l'ape nera sicola, con un seminario che abbiamo fatto qua a Siculiana Marina, poi anche monitoraggi sull'apifauna, e ora è iniziata la stagione più calda, diciamo, dell'anno, la stagione estiva. Più calda perché non soltanto per le alte temperature, ma perché molti fruitori si affacciano su questa riserva, 7 km di costa incontaminata, tutelata e conservata benissimo, e questo ce lo dicono molti indicatori biologici della riserva. È una stagione altamente a rischio per gli incendi, questa, proprio per le alte temperature che si registrano. Abbiamo iniziato le attività di monitoraggio, soprattutto della caretta caretta che nidifica sulla nostra costa, ma non soltanto monitoraggio sulla caretta caretta. Abbiamo iniziato già dall'anno scorso i monitoraggi sull'entomofauna, soprattutto sui coleotteri delle dune, e stiamo facendo delle scoperte veramente interessanti che ci dicono la
dell'altissima qualità di questi ambienti. Allora, in questi ultimi 2 anni, stranamente, causa Covid, abbiamo avuto un piccolo incremento. Noi siamo passati da circa 30.000 a 40-44.000 di fruitori e quest'anno ne prevediamo ancora qualche migliaio in più. Come ci stiamo preparando? Sempre con lo stesso lavoro, la vigilanza, la manutenzione e soprattutto la gestione della fruizione. Torre Salsa, essendo una riserva costiera, dal punto di vista della conservazione ha un equilibrio molto precario. Perché è precario? Proprio per la presenza della duna. Quindi la fruizione va controllata. Come la controlliamo? Con degli ingressi specifici. Noi abbiamo 2 ingressi, un ingresso principale che si affaccia proprio sulla spiaggia, in cui autorizziamo stagionalmente un parcheggio, e poi ci sono ingressi che possono essere fruiti dalla vicina Bovo Marina o da Montestella, che è prossimo al borgo marinaro di Siculiana Marina. Quindi anche quest'anno stiamo garantendo questa fruizione, stiamo intensificando i controlli, soprattutto pomeridiani, che c'è sempre chi magari o sconosce le regole di comportamento ambientale oppure fa il furbetto. Questi purtroppo ci sono sempre. La riserva di Torre Salsa è una riserva naturale orientata di circa 760 ettari, distinta tra zona A, zona integrale, e zona B, in cui le attività dell'uomo, soprattutto quella agricola, possono essere praticate. Tutta la zona B e parte della zona A è proprietà privata. Circa 200 ettari della zona A sono demanio marittimo. Su questi 760 ettari, 7 km di costa sono all'interno della riserva di Torre Salsa. E il WWF Italia ha intrapreso già da anni una diffusione dell'importanza di conoscere il mondo degli impollinatori, quindi il classico impollinatore che noi conosciamo è l'ape, in questo caso l'ape nera sicola, che nel nostro territorio esiste e qualche apicoltore già ha iniziato ad allevarla, ma soprattutto nel mondo delle epidotte, delle farfalle e dei coleotteri, quindi c'è una marea di questi piccoli animali che danno il senso della qualità ambientale di questo posto. La società di gestione è quasi del tutto della regione siciliana e quindi guardiamo con una partecipazione particolare che nulla toglie all'attenzione e alla dedizione che il governo ha riservato e continua a riservare agli altri scali e alle altre società di gestione. Ma vedete, la Sicilia è la terra delle esagerazioni, perché se le cose vanno bene il merito è di tutti, se le cose vanno male la colpa è del Presidente della Regione. Il tema è di grande attualità naturalmente ed io non mi sottraggo. Il nostro governo, con l'assessore alle attività produttive Mimmo Turano, ha operato, pur non avendo trovato neanche un foglio di carta sulla scrivania in materia di ZES, ha operato per arrivare all'appuntamento con Roma con assoluta puntualità. Tutto quello che noi dovevamo fare lo abbiamo fatto, adesso c'è la fase attuativa. Assessore, e fin qui ci siamo, abbiamo saputo tutti e le abbiamo vissuto tutti le incertezze, le positività e di scommetterci su questa splendida struttura. A me piace in questa intervista capire un po' il domani. Intanto diciamo il passato, quando ero presidente della provincia funzionava, dopo è stato un disastro, ora che siamo al governo della regione lo abbiamo portato a risplendere. Il domani è chiaramente quello che le vede sui tabelloni, se Birgi è di nuovo collegato con tutte le capitali europee vuol dire che le cose vanno bene, ma non basta, dobbiamo continuare a lavorare. Il pensiero a chi va? Chi ci ha creduto come voi? Il pensiero va a tutti quelli che lavorano, perché far funzionare l'aeroporto non è il merito di Mimmo Turano, del Presidente Musumeci, è il merito di tutti, i deputati, l'onorevole Locurto, del Presidente Ombra, di tutti quelli che lavorano per farlo funzionare. Inizia oggi il programma ufficiale in onore dei festeggiamenti a San Calogero ad Agrigento, con alle ore 20 Uvenniri a Villa in piazza Marconi, conosciuta come piazza Stazione, ed a cura dell'Associazione dei Portatori di San Calogero. Domani il complesso bandistico Verdi di San Biagio Platani in giro per le vie della città e 2 messe, una alle 9 e una alle 18:30. Domenica alle 6 l'apertura del santuario, alle 7 l'alborata con lo sparo dei mortaretti,
poi la messa con i pellegrini alle 7, alle 8 la banda, ore 10:30 la messa presieduta dall'arcivescovo Alessandro Damiano. Anima la messa il coro Magnificat di Agrigento, alle 12 processione della Statua del Santo, alle 18 messa, alle 20 preparazione del Santo per la processione serale, alle 21 i giochi pirotecnici. Dopo un periodo di restauro, il magazzino della Caritas di Aci Sant'Antonio in provincia di Catania, ma diocesi di Acireale, è stato inaugurato. I locali del deposito sono stati ampliati con i fondi dell'8 per 1000 e grazie alla Caritas italiana. Il magazzino è stato attrezzato per la conservazione e la distribuzione di generi alimentari freschi e congelati provenienti da privati o dalle comunità parrocchiali. Vediamo. Un magazzino Caritas, un nuovo magazzino in questo centro che già ospita un altro deposito e soprattutto accoglie molte persone bisognose. È un magazzino già esistente, quindi si incrementa sempre di più l'attività di questo magazzino a servizio della carità nell'ambito del territorio diocesano. E quindi stiamo andando avanti con ulteriori passi per migliorare il servizio, grazie sempre ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, che si sappia che questi fondi arrivano e sono veramente di grande aiuto e quindi da parte nostra contribuiamo e sosteniamo in tutti i modi l'attività che la Chiesa Cattolica italiana svolge a servizio di tutti i bisognosi. Don Orazio Tornabene, direttore della Caritas diocesana di Acireale. Don Tornabene, c'è anche un mezzo mobile, ci sono 2 celle frigorifere, questo centro diventa importante per i bisognosi del territorio e non solo? Sì, adesso con le celle frigorifere abbiamo, possiamo dire, in parte completato quella che è la distribuzione degli alimenti, sempre per quel principio di aiutare le parrocchie che ovviamente devono sopperire quotidianamente nelle proprie territori il bisogno che avanza della richiesta delle persone che chiedono anche un poco di refrigerio nel quotidiano. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.